tutti cari telespettatori, siamo in compagnia questa sera del direttore del TG di Telepordenone, Alberto Comisso. Grazie. Buonasera direttore. Grazie a voi. Che con grande piacere ospita la nostra rubrica settimanale Aquile Libere, che vi ricordo va in onda tutti i martedì sera alle 20:45 subito dopo il TG serale. Allora direttore, qual è la sua percezione dell'interesse da parte della gente rispetto alle notizie locali? Cioè, nota che c'è un maggior crescendo di interesse a tal proposito? Beh, innanzitutto sono un po' imbarazzato perché non mi sono mai trovato dalla parte dell'intervistato, ho sempre intervistato le persone, ma io devo ringraziare sicuramente gli amici del movimento appunto friulano, Aquile dal Friuli, Aquile Libere, Michele, Gigi, insomma tutti quanti, questo staff bellissimo che c'ha alle spalle, e anche tra altre cose perché ci hanno offerto questa possibilità di ampliare gli orizzonti, no? Verso la nostra bellissima regione, il Friuli Venezia Giulia, ed è praticamente la regione Friuli Venezia Giulia che ci dà talvolta gli spunti per arrivare alle notizie, al cuore soprattutto delle persone. Io ho dei ricordi bellissimi degli esordi a Telepordenone, del reporter, foto, video reporter, non solo giornalista d'assalto che va sul territorio, proprio perché i cittadini da casa mi chiedono: dammi le notizie, dammi l'incidente, perché nei media nazionali o addirittura dalla RAI queste notizie non vengono. Ecco che allora comincia la mattina a fare i giri di cronaca nera, di giudiziaria, chiamare il politico di turno, il sindaco, chiamare insomma tutte quelle persone che dopo anni di collaborazione ancora ti sono amiche, ti danno un supporto maggiore e soprattutto ti danno, diciamo così, la loro visione. Ecco perché Telepordenone diventa la televisione locale, la televisione del posto, quella che diciamo così ti dà la notizia in real time, in tempo reale, e proprio i telespettatori ci dicono grazie perché ci siete, grazie perché veramente insomma siete un po' la voce fuori dal coro. Infatti non abbiamo certamente un editore, il cavaliere Mario Ruoso, ma non abbiamo delle censure. Quello che pensiamo lo diciamo perché è giusto che sia, e non ci nascondiamo dietro la classica foglia di fico, anzi quello che diciamo insomma lo diciamo contro i politici, starà bene, qualcuno farà male ad altro, contro i rappresentanti degli enti. Insomma, se dobbiamo anche bastonare le forze dell'ordine, tra altre cose noi siamo sempre dalla loro parte, ma quando sbagliano è giusto punirle, come è giusto che il politico, quando il giornalista sbaglia, lo diciamo così mazzi. Aggiungo un altro discorso: perché l'informazione locale? Perché diciamo così siamo la forza sul territorio, siamo una risorsa importante che opera sul territorio da oltre 30 anni, e vuole sapere un aneddoto, il ritorno proprio alla cronaca locale. Sarebbe molto più facile scaricare le notizie dall'ANSA, dall'ADN Cronos, dal TGcom, il lavoro di redazione insomma verrebbe davvero meno e sarebbe semplificato. In Russia si sono accorti proprio che il cittadino si stava disaffezionando alla televisione, soprattutto quella locale. Perché? Perché parlava troppo di tematiche nazionali, e si sta praticamente verificando un'inversione appunto di tendenza, tale che le notizie proprio locali sono quelle più gettonate, ed ecco che c'è stata proprio la televisione russa stessa, ha detto stop con le nazionali, diamo solo notizie locali. Ecco. Ma infatti TPN, in particolare anche il suo TG, è sempre più, diciamo, seguito non solo dal territorio di Pordenone, ma anche dal territorio di Udine e di Gorizia. Quindi qual è il segreto per questo successo? Il segreto è essere sul territorio, il segreto è avere un brand forte come quello sicuramente della nostra emittente televisiva Telepordenone, come dicevo opera sul territorio da oltre 30 anni. E il segreto è essere tra la gente, essere con la gente, e il segreto è non perché siamo Telepordenone, facciamo il telegiornale di Telepordenone. Noi abbiamo 3 redazioni, abbiamo la redazione centrale appunto qui a Pordenone, abbiamo la redazione di Udine che tra altre cose si occupa dei fatti della cronaca che riguardano Udine, Gorizia, Trieste. Avevamo tra altre cose anche a Trieste una redazione, abbiamo degli ottimi collaboratori, quindi le notizie arrivano addirittura dalla Venezia Giulia. Poi abbiamo anche questa redazione in Veneto, a Portogruaro, con dei colleghi, con degli amici che sono stupendi. E il fatto proprio di essere sul territorio, con la gente, tra la gente, ti fermano per strada, ti dicono ah sai ti ho visto, si confidano con te, diventi praticamente l'amico quasi del cuore,
che ti viene a dire, sai, la visita medica me l'hanno ritardata, ma come mai? Guarda, non ho forse la conoscenza giusta, o perché chi c'era praticamente al CUP o altro è un incapace, perché non ho le risorse per permettermi una visita a pagamento, me l'hanno rimandata tra 8 mesi. Tu arrivi tutto bello raggiante in redazione e dici, non è possibile, la sanità deve essere riformata, è impossibile che un cittadino nel 2018 attenda per una visita ai polmoni o un intervento chirurgico anche piuttosto urgente 8 mesi, una vergogna, nonostante ci paghiamo tutto dalla A alla Z e un ticket da 36 euro. Ecco perché diventiamo la voce del territorio, ecco perché siamo il territorio. Assolutamente sì, quindi è importante effettivamente essere presenti e dar voce appunto alle persone, ma anche ai movimenti presenti sul territorio, come ad esempio Aquile Libere, no? La rubrica. E appunto per quello io appunto mi ricollego all'intervento che ho fatto proprio in apertura con Luigi Gambellini, con l'amico appunto Michele. Ci siamo trovati quasi per caso, per la nostra amicizia dura da qualche anno, da quando io sono approdato a Telepordenone 4 anni fa. Loro erano già inseriti nel settore televisivo, e tra insomma una chiacchierata, tra l'altro un comunicato stampa, dai posso venire, non posso venire, è nata questa amicizia, e tutto è nato da una pizza. Ma perché non creiamo una trasmissione oltre il telegiornale? Perché non diamo voce al Friuli Venezia Giulia? Noi siamo un movimento in crescita, gli va dato atto sicuramente, anche perché talvolta le persone mi fermano e dicono, ma sai, ma sono veramente bravi, ma sono in gamba, sono forse l'unico movimento che riesce a entrarci nei cuori. Questo è un motivo di soddisfazione, quindi dire non gli diamo uno spazio settimanale, gliene daremo anche 2, 3, perché è giusto che ovviamente questi movimenti che parlano di Friuli, che parlano magari di autonomia, che parlano di rilancio di sicuramente di una delle regioni più belle d'Italia, che ha tante potenzialità ma che purtroppo non vengono ancora sfruttate appieno, venga risaltato. Viene risaltato grazie al lavoro di persone stupende come loro. Bene, grazie direttore, e grazie appunto della sua cortesia, grazie di averci anche ospitato in redazione. Beh, grazie a voi, ci mancherebbe. Approfitto appunto per fare gli auguri di buone feste a lei ovviamente famiglia, e a tutti i telespettatori un augurio di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. Auguri Grazie. anche da parte mia. Continuate ovviamente a seguire gli amici appunto di Aquile dal Friuli, Aquile Libere e tutte le altre trasmissioni e programmi che metteranno in onda sulla nostra emittente. Tantissimi auguri anche da parte mia. Grazie, alla prossima puntata. Voi Aquile Libere, che cambiano di posizione. Cristian viene intervistato di me e Cristian Fior, perché Cristian ha visto di capire che fa poeta, scrive poesie. Allora, Cristian, contami anche, c'è stato pubblicato per come queste maniere che tu hai avuto questa idea di mettere su, di fare le poesie, se che tu hai sentito in quel momento? Ho scritto di Heinz, da quando avevo 16 anni, per cui ero il picciolo, come età. È un'espressione dall'anima la poesia, è dentro, è sblocco di tutto un corpo, non stai lì tanto a macchiare una parola che altre, ben fu di sole. E lì è, quando va io. Mi pare che tu hai fatto 2 libri, no? Il titolo? Ho scritto 2 libri, sono con fin dall'anime. Pubblicato? L'ho pubblicato da... ma no, di cui? Di cui? Con Alec Editore. E secondo invece è sempre stata del passo dal mio cuore pubblicare con Blue Sprint Editore. Più ho collaborato con l'editore proprio di Maniago, Alessandro, che sono uscito con un loro libro, con giusto siamo 6-7 poeti che abbiamo fatto un libro solo per valorizzare un momentino il poeta, diciamo, in che zone cade più che si improvvisi una verità. No, beh, andè poeta, non sta preoccupati. Tu scrivi in partagliano o dome? Dome partagliano. Ho penso in parfurlano, ho ragione in parfurlano, però ho buttato giù tutto in italiano troppo, ma è così. Ma Pasolini è diventato famoso per il suo Furlan, Medeo Giacomini che è internazionale.
si domanda anche qualche parola in furlan e sono resti, non sanno bene come toblat, ho sentito l'altra sera che diceva che è una capanna, per me il toblat è finito di una volta, bisogna la chiesa, sì, è un piccolo paragone. Sì, noi diciamo il chiason, il chiason, ognuno ha il suo modo. Però sono tanti modi di dire, perché il torso dal Miluc alla 52, il torso de Blave, no, dal Miluc, alla 52 definizione sul Pierona. Praticamente ogni paese ha una sua definizione, però sarebbe importante che farlo conoscere e farlo sapere. Perché ti dici che il furlan sarebbe importante? È una bella lingua il furlan, e vive proprio, e anime dentro quando si sta in furlan, è una cosa bellissima secondo me. Ma è quel che io penso in furlan. Anche e dunque la roba è poi importante che si può dire, si può fare, praticamente ti salta fuori qualcosa. Infatti come il prossimo libro, che non so quando va fuori, è in 2 lingue, italiano e furlan. No, furlan e italiano, perché non è per la traduzione proprio, perché così diamo un valore alla lingua. Tu hai fatto un incontro con Mogol, no? Sì, ho avuto la possibilità che mi ha chiamato giù perché faceva un corso, diciamo, di poesie e in tabacco con lui, ci siamo confrontati, una persona molto squisita e anche lui mi ha detto, quando legge, perché ho pubblicato 2 poesie anche dalle mie, si vede che lei ha di più, un po' di anime proprio in queste poesie che qualche volta manca. Sì, perché volevo dirti, no? Siccome mi è capitato girando a lei, è stata già all'estero che ha dato il furlan, la poesia furlana, una musicalità differente di che altre lingue, che sono in inglese, francesi, che non si dice in comodo italiano. Servino di fare. Toccherà per la prossima volta. Per la volta che vengo. Okay. Allora, mandi ad oggi. Mandi. Vi auguro una buona salute e soprattutto la salute che sia rafforzata anche dalla conoscenza che vi sta portando questo contatto con me. Seconda cosa, siamo sotto le feste, non è questione di essere buoni, ma avere una rinascita culturale e spirituale che giovi a tutto, prima di tutto a madre terra e alle piante che coltiviamo perché possono essere il vostro alimento. Di questo vi ringrazio e vi do un buonissimo Santo Natale a tutti voi. Care Aquile, a voi e alle vostre famiglie un caro augurio di buon Natale e un felice 2019 da Michele Tomaselli. Amici di Aquile Libere, un augurio di un felice e sereno Natale e un felicissimo 2019. Saluti a tutti. Mandi. Tuo. Io non ti posso regalare nessun momento della mia vita, perché è già tua. T'amo. Da parte di Acque di Friuli, Fior Cristian, buon Natale e buon inizio anno 2019. Grazie a tutti.